È uno di questi. Lui è nipote di Silvano Fadda. Silvano Fadda gli impartisce le prime lezioni, poi un bel giorno si iscrive ad una scuola di organetto in quel di Macomer, laddove trova ancora un grande che si chiama Lorenzo Chessa. Poi naturalmente continua da autodidatta nel segno di quella bella tradizione e tipicità che lega Austis ai suoi balli, e con lui ha portato alcune coppie del gruppo folk Sant'Antonio, con questi una coppia, un ragazzo e due ragazze con questi bellissimi abiti che raccontano la storia e la vita del paese di Barbangia. Vi fate un applauso a Fabio Onnis per gentilezza, così anche Fabio porta qua su questo palco, quindi alla vostra attenzione, i balli che sono i balli che arrivano da lontano ma che sono sempre belli da ascoltare, da ballare. Ballu antigu austesu e ballitu Fabio Onnis.
Ritmi sempre attuali.